Ennesima rapina a mano armata nella riviera del Brenta a Campoverardo verso le 19. Hanno atteso la chiusura della tabaccheria Dal Quaio di via Pellico. 2 malviventi sono entrati con il volto travisato e la pistola spianata e si sono fatti consegnare 700 euro e poi sono scomparsi nel nulla. Non si contano le rapine nella zona dal 1 gennaio. 10 giorni fa è stato assalito un bar gestito da un cinese a dolo. Il 24 gennaio il titolare della Cosmen di San Brusone riuscì a fermare un ladro ma rimase ferito alla testa. Poi il 15 gennaio è stata rapinata l'Anton Veneta di Fiesso d'Artico e il 3 gennaio un gioielliere di Stra è stato legato e derubato dei preziosi. Ore da incubo anche a Marghera, 2 ore e mezza dopo la rapina di Camponogara. In via Emmer una quindicenne di origini africane è stata seguita, derubata del cellulare. Lei ha reagito a sua volta, ha inseguito il rapinatore, 20enne di probabili origini dell'est europeo, e lui l'ha presa a schiaffi e minacciata con un coltello. Il giorno prima ancora a Marghera, in via Bellinato, un'altra rapina con lo stesso modus operandi e circa la stessa ora. 2 stranieri hanno avvicinato un 21enne e gli hanno chiesto l'ora. Lui ha guardato il suo smartphone che aveva in tasca, gli è stato strappato di mano e poi è stato gonfiato di botte e durante il pestaggio si è spezzato un dente. E infine, per concludere queste ultime 24 ore d'inferno, la Polfer ha sventato uno scippo nella stazione di Santa Lucia, ha recuperato 2.200 euro, il denaro rubato ad una turista russa da 4 nomadi provenienti da un campo di Roma. L'autrice del furto è stata fermata, Lida Rusic è inviata in carcere, le sue 3 complici sono riuscite a dileguarsi. Avevano seguito la coppia di turisti dopo averli visti effettuare un'operazione all'ufficio cambi.